Corriere Imprese Nord-Est, lunedì 19 maggio 2025. Pazienti o esigenti? Cercare i capitali con disincantato pragmatismo. Pragmatismo e disincanto esprimono al meglio la postura che la compagine proprietaria di un'impresa dovrebbe assumere nell'analisi e nelle decisioni relative ai capitali di rischio, quelli necessari prima per definire il livello di ambizione di un piano industriale e poi per realizzarlo. I capitali di rischio si cercano quando servono e con consapevolezza, fuori da ogni deriva ideologica e senza retorica. Al sistema economico del Nord-Est, per lungo tempo, e quasi fino ai giorni nostri, sono bastati i capitali di rischio pazienti, conferiti dalle famiglie che hanno fondato le imprese e le hanno guidate con team di vertice in prevalenza composti da persone della compagine proprietaria. Questo approccio autarchico ha lasciato ampi margini di autonomia decisionale alle posizioni di vertice, spesso al singolare e quasi sempre al maschile, permettendo loro di intraprendere progetti audaci sulla base di geniali intuizioni, anche senza redigere piani industriali formalizzati. Il sostegno a questo stile di leadership è stato garantito, in parte, dai capitali di rischio silenti della famiglia disponibili a posticipare la distribuzione della giusta remunerazione fino ad accettare di riceverla sotto forma di quote di patrimonio per via ereditaria. Al resto ci ha pensato il generoso capitale di debito, elargito dal mondo bancario. Nel complesso il sistema ha funzionato e ha generato i benefici effetti che sono ancora ben visibili ai nostri occhi. Al modello così concepito, però, si sono aggiunti un paio di corollari che un numero ancora ridotto di imprese ha saputo rimuovere. Uno riguarda la governance. L'assenza di soci di capitale esterni alla famiglia, più orientati a rigorosi processi decisionali strategici e interessati al rendimento dell'investimento, in alcuni casi ha declassato gli organi di governance collegiale a componenti estetiche delle strutture organizzative e in più ha rallentato la loro evoluzione verso ruoli più incisivi nella pianificazione della strategia e nel suo controllo. A dirlo è una ricerca ad Act Advisory realizzata a gennaio 2025 che ha dimostrato come il 27,8% delle imprese a proprietà familiare del Nord-Est sia ancora retta da amministratori unici. L'altro corollario è di natura culturale e si riferisce all'ancora strisciante diffidenza verso fondi e istituzioni finanziarie che rallenta le strategie di consolidamento o di crescita delle imprese. In questo caso, a dimostrarlo sono due delle modalità con le quali si possono reperire i capitali di rischio. Il numero di operazioni di private equity nel nostro paese, che rimane inchiodato a qualche centinaio di casi all'anno, e l'andamento altalenante delle quotazioni in borsa, che in Italia nel 2024 ha visto un numero di delisting maggiore rispetto a quello dei nuovi ingressi. Governance e cultura organizzativa rimangono le due leve da azionare per affrontare l'argomento con disincantato pragmatismo. Private equity e mercato dei capitali sono interlocutori esigenti che reclamano approcci decisionali strutturati, stili direzionali partecipati e trasparenza costante sull'andamento del business. Per certi aspetti, la prima delle due modalità può essere un autentico vero affare per le imprese a proprietà solo familiare. Il private equity, infatti, oltre alla finanza, apporta spesso anche un set di competenze distintive che alimentano il processo di apprendimento, favoriscono la managerializzazione, ampliano la rete di relazioni di business, accelerano i percorsi di crescita e li rendono più sostenibili. In più, hanno il vantaggio di essere a scadenza, di avere un orizzonte temporale di investimento ben definito, al termine del quale, se vuole, la compagine proprietaria di origine può ritornare in possesso delle quote, oppure scegliere un partner più adatto alle esigenze emergenti. In alternativa, può aprirsi al mercato dei capitali con la quotazione, accettando di agire con ancora maggiore rigore nei processi di pianificazione, controllo e comunicazione finanziaria. Sono tutte opzioni possibili e si possono realizzare a testa alta, anche quando si decide per il delisting, purché queste decisioni siano guidate da disincantato pragmatismo.